Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti della mattina. In apertura la tragedia che ha avuto luogo all'ospedale di Canicattì, dove una neonata è morta circa un'ora e mezza dopo la nascita. Il padre della piccola, un 22enne, ha presentato denuncia ai carabinieri. La procura di Agrigento ha così disposto il sequestro di salma, placente e cartelle cliniche e ha aperto un fascicolo contro ignoti. Dramma a Delia nel Nisseno, dove il sindaco Banchieri è stato aggredito da un uomo armato di coltello mentre si trovava all'ufficio protocollo del comune. L'aggressore è un 55enne impiegato in progetti comunali attraverso il reddito minimo di inserimento, che ha puntato l'arma alla gola del sindaco. L'uomo avrebbe accusato il primo cittadino di non aver ancora ricevuto il bonus spesa. Anche per il mese appena trascorso arrivano i dati della rete SIAS, sono 26 giorni di pioggia registrati a settembre in Sicilia. Le sezioni di Corleone e Catania hanno registrato solo 2 giorni di pioggia, manca ancora circa il 40% delle piogge attese rispetto alla media storica degli anni scorsi. Notte di sbarchi a Lampedusa, dove sono arrivati 185 migranti a bordo di 6 imbarcazioni. Questi si aggiungono ai 18 approdi di ieri, che hanno portato un totale di 803 persone in sole 24 ore. La prefettura di Agrigento ha già disposto il trasferimento di circa 300 migranti. E in chiusura oggi si festeggia una ricorrenza speciale, la festa dei nonni, istituita nel 2005. L'obiettivo è quello di celebrare e rendere omaggio al ruolo insostituibile dei nonni all'interno delle famiglie e della società. Sono loro spesso i pilastri della formazione dei nipoti. Ed è tutto per questa edizione. I dettagli su queste notizie, come sempre vi ricordo, li ritrovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.